1, 2, 3, 1, 2, 3. Pa pampa, oye, ¿cómo va? Mi ritmo, bueno pa' gozar. Mulata, amici e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questa è la rassegna stampa, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, venerdì 8 di agosto dell'anno del Signore 2025. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, cliccate su Sostienici, abbonati per sostenerci, ma anche fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono gli autodafè di Giulio Cainarca, liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti. Ci sono anch'io in sostituzione appunto del nostro Semivarin per la rassegna stampa, videopillole, molte altre cose super interessanti. Radiolibertà.net. Coordinate consuete 340 670 9659 se volete mandarci le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, oppure 02 92 94 7222 quando lo dirò io per il telefono. Cominciamo adesso la trasmissione. Buon lavoro ai due Simoni che in regia mi permettono di proiettarmi alle vostre orecchie, o se ci seguite attraverso i nostri canali audio ai vostri occhi. Vediamo un po' gli argomenti di stamattina. L'Ucraina con questo possibile vertice Putin-Trump, Gaza, Israele ha deciso di invadere la striscia e poi una volta completata l'occupazione sarà ceduta a una sorta di amministrazione fiduciaria da parte dei paesi arabi. Il caso Al-Masri, il ponte sullo stretto, parla l'Archistar Fuxas che dice un ponte bellissimo, non capisco il motivo per cui ce l'abbiano tanto con esso. La pallavolista col burka, le spiagge vuote. Bene sì, non c'è più la vacanza che si partiva il 1° agosto e si finiva il 30 agosto. L'aborto e poi una lettera inedita del 2014 in cui Benedetto XVI confermava la validità piena e assoluta delle sue dimissioni canoniche. Quindi sto giochino, sta storiella delle dimissioni false, se Dio vuole, è finita. Ordunque, adesso noi vediamo di cominciare la rassegna e allora partiamo dalle agenzie. Questa è l'ANSA. Il pezzo iniziale ovviamente era Oye como va di Carlos Santana e Tito Puente dall'album Abraxas del 1970. Se permettete, qua i pezzi brutti non ve li passiamo. Torniamo a noi. ANSA, Medio Oriente, via libera di Israele a occupare Gaza City, i residenti saranno evacuati entro il 7 di ottobre. Dopo 10 ore di discussione, ok del gabinetto di sicurezza alla proposta del primo ministro Netanyahu, i 5 principi per la fine della guerra, smantellamento dell'arsenale di Hamas, ritorno di tutti gli ostaggi, smilitarizzazione della striscia, controllo di sicurezza da parte di Israele, istituzione di un'amministrazione civile alternativa. Le IDF, non c'è risposta umanitaria per 1 milione di sfollati. L'Ucraina, Putin dice sì al vertice con Trump, ma non con Zelensky. Meloni sente i presidenti USA e ucraino. La guerra commerciale, l'UE punta i piedi sul 15%, dazi USA sui lingotti d'oro. L'indagine, l'autopsia, Simona Cinà sarebbe morta per annegamento. E poi ancora, per chi è appassionato di scienza, riprodotte le prime reazioni chimiche dell'universo e la politica in vacanza, Mattarella sulle Alpi, Meloni al mare, ad agosto qualche giorno di relax per i rappresentanti delle istituzioni e dei partiti. Qualche giorno fa scrivevo su Italia Oggi di questa cosa che ci devono raccontare da che l'Italia è una, le vacanze dei politici. Addirittura ho trovato un pezzo della Stampa del 1912 dove Giolitti a Bardonecchia veniva descritto assorto a governare il paese addirittura 6 ore al giorno, pensate, in piena guerra di Libia. Permettete, voglio salutare un gigante della fotografia, soprattutto analogica, il lutto, addio a Gianni Berengo Gardin, l'artista maestro del reportage, un uomo immenso che se n'è andato ieri a 94 anni e fu l'uomo che con le sue fotografie denunciò l'assedio e lo scempio, diciamolo pure, di Venezia da parte di queste gigantesche navi da crociera. La BBC, vedete che anche la BBC apre con Gaza
Il gabinetto di sicurezza di Israele approva il piano per prendere il controllo di Gaza City. Il primo ministro Benjamin Netanyahu dice che Israele fornirà aiuto umanitario ai civili di Gaza, ma le Nazioni Unite hanno avvisato del fatto che un'escalation militare porta a rischio di conseguenze catastrofiche. Noi italiani facciamo invece sempre notizia perché siamo molto pittoreschi, lo vedete qui di spalla. Cacio e pepe, la ricetta di Good Food Pasta accende le polemiche, anzi fa infuriare gli italiani. Chiunque usa la crema, oddio, la crema nella cacio e pepe. Ma benedetti Dio, c'hanno ragione a incazzarsi i romani. Chiunque usa la crema nella cacio e pepe non sa che cosa significhi cucinare, dice il proprietario di un caffè romano. Quindi, come vedete, all'estero c'è anche gente che scempia la cucina italiana in una maniera così disgustosa, veramente. Il Papa dovrebbe scomunicarli per direttissima a quelli che fanno ste robe, veramente. Anatema sia su chi fa queste cose. Bene, noi adesso andiamo, ecco qua, questa è Italia Oggi, olè, se riusciamo anche ad attivarla non sarebbe male. E andiamo invece a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi. Abbiamo i quotidiani nazionali, Avvenire, il quotidiano dei vescovi, Il Fatto, Medici Senza Frontiere accusa, omicidi voluti ai centri del cibo, nelle tendopoli la resilienza delle ragazze. La striscia agli arabi dopo l'occupazione, Netanyahu dà il via all'operazione, previsto un campo per 2 milioni di palestinesi sfollati, ne scrive il collega nello scavo da Gerusalemme. Ucraina faccia a faccia Trump e Putin, ma niente vertice con Zelensky. E poi la fotonotizia a centropagina, da un lato a Bodi avremo delle Olimpiadi sostenibili, dall'altro lato Salvini, così il ponte farà da volano. I record nel mondo, quelle strutture impossibili che uniscono ciò che è diviso. Beh, forse bisognerebbe dare il nome a questo ponte di 17 marzo 1861, Unità d'Italia, o direttamente Unità d'Italia, così chi è comunista lo può chiamare il ponte dell'unità, chi invece è conservatore Unità d'Italia. Potrebbe essere un buon nome per il ponte. Il caso Al-Masri, governo, giudice PD, lo scontro non si placa. Negli Stati Uniti, scattati i dazi, si valuta l'impatto sui prezzi. Il femminicidio di Foggia, uccisa a coltellate, gli allarmi inascoltati. Il Corriere della Sera, mitico corrierone, in vigore i dazi, gli USA, pioggia di miliardi, i paletti dell'UE sul 15% degli investimenti. Apertura, daremo Gaza a forze arabe, possibile summit negli Emirati, il nodo dell'incontro con Zelensky. Meloni sente il presidente americano, il via libera di Netanyahu all'occupazione, Putin sì al vertice con Trump. Di spalla, Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano. Milano si offre come una cosa da comperare, poca ambizione in città. Tornare comunità, di spalla ancora il ruolo della capo di gabinetto, caso Libia, Nordio, gli ordini li davo io. Toscana, il voto online e la scelta, i 5 Stelle promuovono Gianni, il PD è il candidato. Fotonotizie anche qui a centropagina, eccolo qua, l'uomo con la Leica, morto a 94 anni, la battaglia contro le grandi navi a Venezia, Berengo Gardin, lo sguardo di un maestro del reportage. Ci manca, era veramente un gigante. Uccisa dall'ex, lo aveva denunciato, Foggia, il killer, è stato fermato, per lui era scattato il codice rosso, ma sfuggì all'arresto. L'evoluzione del chatbot, ecco ChatGPT 5, sa di non sapere. E chi ti credi di essere? Socrate. Palermo, l'autopsia, Simone è morta per annegamento. Il Fatto Quotidiano, atto finale, Bibi spinge l'IDF a reinvadere ma senza annessione, occupiamo Gaza e la diamo agli arabi, 1 milione di sfollati. Smentito, ora vuol salvare Bartolozzi col segreto di Stato, Al-Masri le carte e le mail che sbugiardano Nordio, mentì alla Camera, al Ministero le carte solo il 20 gennaio, ma al suo ufficio DAG erano giunte già il 19 e Lazzarino ordinò di non comunicare più. Come si cambia, viva l'incoerenza, le giravolte dei politici sul ponte, Salvini era contrario e denunciava rischi e sprechi, il PD era a favore. Solo i cretini non cambiano mai idea, amici del Fatto. Il Giornale, il caso Al-Masri, il trucco dei PM contro il governo, vogliono indagare il capo di gabinetto di Nordio per portare alla sbarra mezzo esecutivo, lui raccapricciante.
Guerra in Ucraina, Trump vedo Putin, la Meloni chiama Kiev, il Tycoon si convince, Zelensky invoca l'Europa e ringrazia l'Italia. Via libera di Israele, il piano Netanyahu, Gaza sarà araba, fotonotizia centropagina, boom dei rendering sui social, no TAV e no Ponte già si alleano, ma l'opera piace. La sorpresa, se il Sud è più unito, è merito della Lega. Anche qua la scomparsa di Berengo Gardin, il fotografo che ha ridefinito città e persone, 3 stelle a Firenze tra classicismo e modernità, da Pinchiorri come agli Uffizi. La Repubblica, Gaza, piano di invasione, Netanyahu, occuperemo la striscia, la libereremo da Hamas, la governeranno forze arabe. Riunione fiume del gabinetto di guerra, Israele spaccato, esercito contrario, rivolte e arresti. Inchiesta su Al-Masri, duello Meloni-Schlein, poi ancora Putin apre al vertice di pace con Trump senza Zelensky, e poi anche qui, eccolo qua, addio a Berengo Gardin, il poeta della fotografia. Di spalla, ecco ChatGPT5, l'intelligenza quasi umana, e poi quest'estate la Repubblica regalerà, perché il Corriere regala i romanzi, mentre la Repubblica solo le storie di Vigata, un'estate con la lingua di Camilleri. La Stampa, Gaza gestita da forze arabe, il passo indietro di Netanyahu, occuperemo gradualmente la striscia ma non la annetteremo. L'esercito resta un buco nero. Putin sia al vertice con Trump ma senza Zelensky, Meloni chiama il presidente USA e il leader ucraino, Gaza appunto gestita da forze arabe. Di spalla un colloquio col ministro della sanità Schillaci, salari e contratti flessibili, per la sanità 6 miliardi in più. Il caso Al-Masri, Nordio, io ordinavo, Bartolozzi eseguiva. Ancora nella fotonotizia centropagina, lo vedete, Berengo Gardin, Gianni Berengo Gardini in azione contro questo condominio galleggiante che si muove verso Venezia. Il fotografo morto a 94 anni, da Bagnino in On Night ai reportage in mezzo mondo, negli occhi di Berengo. E poi la 18enne Lil Tyson, OnlyFans, baby milionari da social, la colpa è tutta nostra. Caro vacanze, ombrelloni a peso d'oro, le spiagge si svuotano. La verità, Speranza sbugiardato in commissione Covid, desecretata l'audizione del membro di CTS e Task Force. Ippolito, l'ex ministro, scarica sugli scienziati, ma noi davamo solo pareri. Mai discusso di piano pandemico, ha deciso la politica. Gli ospedali? Li avessimo lasciati a casa, i pazienti avrebbero avuto un esito migliore. No ai concorsi per soli non obiettori, dal governo alta alle discriminazioni verso i medici che non fanno aborti, via i dazi sugli investimenti, l'UE prova a gabbare Trump, Ursula ha fatto promesse che non è in grado di mantenere, adesso tenta la retromarcia, esponendoci a rappresaglie. Studio quantifica i danni delle controtariffe, dare retta a Schlein e Macron sarebbe costato 143 miliardi in più ogni anno, cioè 10 ponti sullo stretto. La lettera di Ratzinger, le mie dimissioni valide. Nel 2014 Benedetto XVI scrisse a Books spazzando le ipotesi sullo scisma strisciante. Proroga in Texas, Prevost sconfessa Bergoglio, torna la messa in latino. Chi è la zarina Bartolozzi, l'ultima bestia nera dei Dem? Ecco qua la foto notizia centropagina, Giorgio Gandola a pagina 5. Manca il tempo, ma lo andiamo a prendere subito. Non ho capito per quale motivo oggi non sia nelle anteprime, manca anche Libero, ma ve lo mostreremo subito. Ecco qua la prima pagina de Il Tempo, grande titolo anche questo, Dr. Jekyll e Mr. Conte. Si sembra un poeta beta, perché la P di Ponte si sostituisce alla C di Conte. Giuseppi. Nel 2020 da Premier voleva unire Calabria e Sicilia con una struttura sottomarina. Oggi il miracolo diventa progetto scellerato. L'ultima giravolta del leader 5 Stelle. L'affondo di Meloni, la sinistra non ci batte nelle urne e ricorre ai giudici. Ancora, libertà o fanatismo? La pallavolista col velo e la scuola del Corano, benvenuti a Islamitali. La direttrice del Washington Outsider, albanese, non è neutrale. La vostra inchiesta sui Jazi fa luce sui fondamentalisti. Grazie ancora a Giulia Sorrentino che un paio di giorni fa è stata nostra gradita ospite e ci ha raccontato come stanno le cose. Intervista esclusiva alla promessa di Sule, la Roma quest'anno torna in Champions.
L'intervista a Tajani, giudici così accanimento, la denuncia alla CPI, infantile alle regionali, centrodestra unite, poi il momento più divertente della rassegna stampa, il tempo di Osho, riapre la nuova piazza Mazzini, c'è Gualtieri, l'inauguratore seriale, c'è il sindaco di Roma ripreso di spalle con la fascia tricolore, con questa piscina enorme innanzi a sé, si sta per lanciare verso la balaustra, spostatevi che me tuffa bomba. Noi che siamo da sempre campioni di panzate d'acqua, non possiamo che chiedere ancora una volta una medaglia per l'immenso Osho. Libero, l'ennesimo autogol, Gaza, sinistra nel pallone, i Dem chiedono che la nazionale rinunci al mondiale per boicottare Israele, Meloni smonta VS che la denuncia per genocidio, sperano di eliminarci. Il piano di Netanyahu, consegneremo la striscia a forze arabe. Gli in azione, non reggerà la macumba contro il ponte. Fotonotizia a centropagina, la mia rinuncia piena e valida, le lettere segrete di Benedetto. Ancora, PD, Ricci trema, il suo uomo parlerà ai PM, l'inchiesta sul candidato giallorosso nelle Marche, l'ex collaboratore Santini cambia legale strategia, ora lo difende l'informatico Genchi. Il professor Ippolito inguaia l'ex ministro, gli esperti Covid, decideva Speranza, mica loro. Ombrelloni autogrill, protesta in mezza Italia, il caro vacanze che rovina i sogni degli italiani. E grazie al cavolo, se vendete un panino 7 euro vorrei ben dire. Va bene, allora questo ve l'abbiamo già ragguagliato, per cui sono le 8:51 minuti. Possiamo farci molto brevemente anche Italia Oggi, la possiamo presentare già adesso, sempre se l'informatica mi aiuta, perché l'informatica ogni tanto qua, la mia informatica ogni tanto perde colpi, vediamo se riusciamo ad avere, eccola qua, la prima pagina di Italia Oggi di stamattina, autonomi contributi a metà, da oggi potranno ottenere lo sconto contributivo del 50% per 36 mesi i giovani artigiani e commercianti che si sono iscritti per la prima volta all'INPS nel 2025, Galli a pagina 24. A pagina 8 invece c'è Laici, contro i dazi di Trump, i paesi UE iniziano a muoversi ognuno per conto proprio. Pagamici a pagina 21, regolamento UE, prospetto semplificato di rendicontazione della sostenibilità aziendale per micro, piccole e medie imprese. Case fantasma, boom delle segnalazioni dei comuni per il contrasto all'evasione verso l'Agenzia delle Entrate cresciute del 66% nel 2024. Cristina Bartelli a pagina 21. Il Regno Unito è diventato allergico agli immigrati, persino il premier socialista alza le barriere, il sottoscritto a pagina 9, e poi c'è, implacabile come sempre, Pierluigi Magnaschi, qualche settimana fa, col diritto e rovescio, qualche settimana fa l'intelligenza artificiale di Elon Musk, Grok, è stata riprogrammata per renderla meno politicamente corretta, più diretta e meno cortese. Ma quando un utente ha chiesto quale figura del XX secolo potesse affrontare meglio l'odio anti-bianchi, Grok ha risposto Adolf Hitler senza dubbio. Avrebbe individuato lo schema e lo avrebbe gestito con decisione ogni dannata volta. Ed è scoppiato un putiferio. Qualche giorno dopo XAI ha emesso scuse formali. Le modifiche avrebbero reso Grok vulnerabile a contenuti estremisti esistenti sui post di X, cioè pronto a trasformarsi in un nazista se del caso. Il problema, come ha sottolineato Patrick Cole della George Washington University, è che gli LLM stanno ancora solo facendo il trucco statistico di predire la parola successiva e rimuovere le salvaguardie di sicurezza incoraggia la riproduzione di dati di addestramento tossici. Come sempre vale la legge dell'informatica, garbage in, garbage out, la monnezza che ci metti dentro e la monnezza che tiri fuori. Ma adesso, ladies and gentlemen, è giunto il momento di 7 minuti insieme al senatore Bergesio. Si parla di DL Sport nel Qui Parlamento. Qui Parlamento. Grazie Presidente, signor Ministro. Il provvedimento racchiude molteplici e importanti disposizioni che contribuiranno a rivitalizzare i settori dello sport italiano e incidere notevolmente su alcuni aspetti organizzativi dei maggiori eventi.
Parliamo ad esempio delle disposizioni per il potenziamento delle misure di sicurezza e soccorso pubblico connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026. Questo testo, che è già stato esaminato anche dalla Camera, ha degli argomenti molto importanti che vengono trattati. È imposto anche l'esame in commissione, un ulteriore approfondimento che si sostanzia in alcune modifiche opportunamente attuate. La prima attiene all'eliminazione della possibilità, prevista all'articolo 11, di assumere a tempo determinato personale prestato dalle manifestazioni sportive per comporre la commissione che vigilerà sui conti di club calcistici e del basket. Inoltre, sempre all'interno dell'articolo 11, la commissione ha convenuto di lasciare al TAR la competenza delle controversie relative ai contributi annuali che le società dovranno versare al nuovo organo di vigilanza, essendo questa una norma di carattere ordinamentale e che quindi esulerebbe dal carattere di necessità e urgenza propria del decreto legge. La Commissione ha infine deciso di operare un'ulteriore modifica sopprimendo l'articolo 9 quater, dove si assegnava alla società pubblica Sport e Salute un ruolo centrale nella gestione di tutti gli eventi sportivi che ricevono oltre i 5 milioni di euro di fondi pubblici, lasciando in tal modo maggior spazio di autodeterminazione alle federazioni e ad enti autonomi. Si è colta anche l'occasione per utilizzare un importante evento sportivo come esperienza educativa. Infatti, grazie a un emendamento proprio del nostro movimento, è stato introdotto l'articolo 7 bis, che prevede la possibilità per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado di realizzare, in collaborazione con i soggetti organizzatori della 38esima edizione dell'America's Cup Napoli 2027 o con altri soggetti pubblici o privati coinvolti nell'organizzazione dell'evento, appositi percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Le iniziative sono integrate con specifici documenti di valutazione dei rischi e con misure di prevenzione e dispositivi di protezione individuali per gli studenti. I citati percorsi possono essere realizzati anche nell'ambito delle filiere tecnologico-professionali. Notevole valenza per lo sviluppo economico dei territori e per la valorizzazione di aree degradate da anni sono le disposizioni per lo svolgimento dell'America's Cup a Napoli nel 2027. Mi riferisco all'adeguamento delle aree che ospiteranno l'evento e in particolare quella di Bagnoli e quelle per la realizzazione della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Guardi, è di fondamentale importanza, secondo noi, le norme in materia di sicurezza negli sport invernali, anche a seguito delle richieste emerse in seguito di confronto con le regioni nell'ambito della conferenza Stato-Regione in tema di pendenza e larghezza delle piste da sci di colore blu e di quelli da slittino e da bob. Va segnalata inoltre una normativa relativa alla tutela degli arbitri, prevedendo un sensibile inasprimento della pena per il reato di lesioni procurate agli stessi in occasione delle manifestazioni sportive, includendole tra le fattispecie di lesioni personali di cui l'articolo 583 quater del Codice Penale. Questa è una norma molto importante, la tutela fisica e l'incolumità delle persone, grazie signor Ministro. Il piano infrastrutturale per le Olimpiadi Milano-Cortina prevede poi un investimento complessivo di oltre 3,4 miliardi di euro. Sono 94 in totale i progetti, di cui il 30% è riservato a 30 opere direttamente collegate all'evento, mentre il 70% è rappresentato da ben 64 interventi per infrastrutture, strade, ferrovie, pensate per migliorare in modo strutturale il collegamento tra i territori coinvolti. In tutta Italia, da quando è in carica questo governo, sono stati finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza progetti sportivi per circa 700 milioni di euro, con la maggior parte degli interventi rivolti ai piccoli comuni, e questo è molto molto importante. A questi poi si aggiungono i 300 milioni previsti dal piano per potenziare le palestre scolastiche su tutto il territorio nazionale.
La Lega da sempre ritiene una priorità il miglioramento dei luoghi nei quali si praticano le varie discipline sportive e per tale ragione è stato proposto il bando Sport e Periferie per investimenti di 110 milioni di euro, la cifra più alta degli ultimi anni, ai quali dobbiamo anche aggiungere ulteriori 70 milioni di euro provenienti dal Fondo per lo sviluppo e coesione, con l'obiettivo di contribuire a realizzare nuovi impianti sportivi pubblici. Io voglio ringraziare lei, signor Ministro, per suo tramite il Governo, per l'impegno e soprattutto per poter portare in approvazione questo importante decreto. Voglio ringraziare anche il collega Presidente della Commissione Roberto Marti, il relatore, il senatore Andrea Paganella, per la disponibilità dimostrata nella fase di trattazione in Commissione. Ci vuole a volte anche molta pazienza. Noi però, signor Ministro, siamo sempre consapevoli che lo sport sia fondamentale, soprattutto per rimanere in salute, ma per ridurre lo stress, migliorare la qualità della vita, per sviluppare la socialità, il senso di appartenenza, soprattutto nelle giovani generazioni. Rimane uno strumento fondamentale per distoglierle dal cadere nella rete di tentazioni complicate come quello delle droghe, dell'illegalità, soprattutto in quelle zone dove è maggiore il disagio sociale e l'emarginazione. Ed è per questo che proprio come movimento, come Lega, noi votiamo con convinzione questo importante decreto a favore dello sport, ma soprattutto a favore di tutti i cittadini italiani. Grazie signor Ministro, grazie Presidente. Qui Parlamento. Sempre più liberi con la tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Pelle bruciata, occhiali da sole, la noia in città, granito e cocco, gelati al limone, e tu che suoni il tam tam, e tornerà la sera, tutta per me, ti va per l'avventura, la calda pelle nera, come il caffè, mi manda in estasi. Sotto il sole delle donne nell'Adriatico, spiagge che vivono di notte lungomare, sfrenato al massimo. 1, 2. Sirene in costume, le grida dei bucufra, la radiolina a tutto volume, che dolce tranquillità, ma tornerà la sera, sempre con te non è più un'avventura, e la tua pelle nera, solo per te mi manda in estasi. Sotto il sole delle donne nell'Adriatico, che vivono di notte in lungomare, sfrenato al massimo, spiagge di luna e baci sotto l'ombrellone, eccitantissimo, spiagge di sabbia che ci bagna di piacere in ogni attimo. Spiagge
dell'Adriatico, spiaggere, il 1997, niente di meno, può essere? Sì. E questo era l'immenso Rosario Tindaro Fiorello, che peraltro salutiamo perché stanotte, a quanto pare, sentivo stamattina il GR2, ahimè, dei ladri gli sono entrati in casa e gli hanno portato via fior di orologi e gioielli e quant'altro. Saro, ci spiace per te, comunque ti vogliamo bene lo stesso e te ne vogliamo sempre, caro Rosario Fiorello, in arte Rosario Fiorello. Spiagge, sì, alle 9, 5 minuti e 22 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Ma quali spiagge, che la gente nelle spiagge non ci va più, costa un sacco. Poi avremo modo di raccontarvi anche questo. Diamo un'ultima occhiata, finiamo con i quotidiani locali, le prime pagine dei quotidiani locali, poi abbiamo già un paio di zap al 340-670-9659. Brescia oggi, scattano i dazi USA, corsa ai ripari, colpite 2 aziende bresciane su 3. Corriere del Mezzogiorno Campania, l'industria del mare, Lidi, un'estate nera, fuga dei bagnanti, c'è un calo del 15%. Corriere del Mezzogiorno Puglia, l'acciaieria, sì all'ex Ilva senza carbone. Corriere del Trentino, economia, il turismo traina il PIL trentino. Corriere del Veneto, Venezia e Mestre, l'estate al mare, ombrelloni liberi anche a Ferragosto. Corriere della Sera, Dorso di Bergamo, il progetto treno alla fiera, l'ok della regione. Corriere della Sera, Dorso di Brescia, gli effetti delle politiche di Trump, dazi colpito il 68% delle imprese. Corriere della Sera, Dorso di Milano, l'inchiesta urbanistica, il giorno del riesame. Corriere della Sera, Dorso di Roma, il virus West Nile, il primo contagio in città. Corriere Torino, i dazi di Trump minacciano i chip del Piemonte. Corriere dell'Alto Adige, montagna, meno germanici, più asiatici. Corriere di Bologna, i dati, turismo, il reddito degli host, un affitto breve frutta in media 21.000 euro l'anno, in aumento anche i prezzi dell'hotel. Corriere Fiorentino, la Toscana, doppia investitura per Gianni, i 5 Stelle toscani votano a favore del Campolargo, il PD ufficializza la ricandidatura. Corriere della Romagna, Rimini e San Marino, l'inchiesta sugli alpinisti deceduti nella tormenta sul Gran Sasso, chiamarono 17 volte. La Gazzetta di Modena, viene colpito da un toro, gravissimo uno stalliere. Giornale di Brescia, 2 imprese bresciane su 3 colpite dai dazi, la strategia per salvarsi. Il Cittadino, quotidiano dell'Odigiano e Sud Milano, Pieve Fissiraga, triplo assalto al centro Bennett, i ladri puntano alle casseforti. Il Piccolo di Trieste, scuola, l'aiuto della regione. Il Piccolo, questo è di Alessandria, della provincia di Alessandria. L'intervista a Roberto Giacobbo, l'importante è sorprendersi ad qui succede, quindi c'è qualche permesso speciale, mi sa. Il secolo XIX, Netanyahu, Gaza affidata agli arabi, Putin tratto soltanto con Trump. La Gazzetta del Mezzogiorno, il braccio di ferro Ilva nel piano l'obbligo di decarbonizzare, ultimatum di Urso a Taranto, dazi, la farmaceutica lucana trema. La Nuova di Venezia e Mestre, il fotografo narratore, fotonotizia dedicata a Gianni Berengo Gardini, e ancora Venezia in Costituzione, proposta di legge Dem per potestà legislative e strumenti fiscali, il centrodestra azione sterile. La Prealpina, dazi amari per i frontalieri, allarme, posti di lavoro a rischio dopo la stangata di Trump sulla Svizzera. La provincia di Como, multe e butta dentro, passano da 25 a 250 euro. La provincia di Cremona, in crescita le assunzioni. La provincia di Lecco, finte fughe di gas per rubare, arrestata banda di truffatori. La provincia di Sondrio, boschi sempre più violenti, la droga dietro la rapina. E poi chiudiamo con la Repubblica di Palermo, sì alla manovra ma senza le mance, dal voto segreto l'avviso a Schifani. Sono arrivate nel frattempo un paio di zappette, per cui io direi che possiamo, ecco qua, intanto c'è un audio, ragazzi mandatelo pure per favore. Sono Walter, sempre sull'attenti. Volevo dire un'idea per chi ha voglia di aprire un ristorante, fare il ristorante delle ricette sbagliate, la carbonara con la panna, la cacio e pepe con la crema, le ricette sbagliate. Secondo me non sarebbe un'idea proprio bassana. Cosa ne dici? Io non ci andrei mai, fermo restando che, vabbè, come vegetariano non avrei tantissima scelta, però va bene così. Ciao Antonino.
Ma guarda Walter, io ti invito a seguire una pagina Facebook che si chiama Degrado Italo-Americano. Questa è gente che veramente Mattarella gli dovrebbe dare il cavalierato per l'azione sociale che svolgono a difesa della qualità italiana, perché molto semplicemente mostrano lo schifo che fanno in America i nostri discendenti di terza e quarta generazione di ricette che secondo loro sarebbero italiane, cominciando dai fettuccine alfredo, passando con tagliatelle che polpette. Quando mai abbiamo mangiato le tagliatelle con le polpette in Italia? Bah. Vabbè, questi sono quelli che vengono poi in Italia, mangiano e alle 14:30, dopo aver scofanato l'ira di Dio, chiedono un cappuccino. Cappuccino bellissimo all'Italia per finire. Ecco, quella gente lì dovrebbe pagare doppio conto. Lo vuoi il cappuccino? Sì, te lo facciamo, non è un problema, però paghi doppio. Sì, la prossima volta ci pensi. Allora, hai notato che la vicenda edilizia di Sala è sparita dai media? Marco da Milano. Ma no, giusto ieri ne parlava Maurizio Belpietro sulla Verità, tirando fuori il soprannome di Bostic al sindaco di Milano. Lorenzo Acomo, ciao Lorenzo. A proposito di sport, puoi spiegarmi perché non vedo più atleti rappresentati dalla bandiera russa? Anzi, non vedo quasi più atleti russi. Quale grave colpa viene loro attribuita? Lo sport non dovrebbe unire anziché dividere? Buona giornata. Lo sport dovrebbe unire, ma come sai, già anche al tempo delle Olimpiadi del 2024, vista l'attuale guerra di aggressione che la Russia sta compiendo nei confronti dell'Ucraina, si è deciso di non farla partecipare alle competizioni internazionali. D'altronde non è la prima volta in cui lo sport viene utilizzato anche come valvola di sfogo di situazioni politiche. Ti vorrei ricordare che quando nel 79 i sovietici invasero l'Afghanistan, Jimmy Carter decise che gli americani non si sarebbero presentati alle Olimpiadi di Mosca del 1980 e anzi era convinto che l'Occidente avrebbe seguito gli americani nel boicottaggio delle Olimpiadi moscovite. Questo non avvenne e quell'anno, come ricordate tutti, Sara Simeoni, Pietro Mennea e una valanga di medaglie che pioverà addosso alla squadra azzurra. Ancora, in Grecia un operaio guadagna 1.300 euro più o meno come da noi, ma il costo delle vacanze in Grecia è ancora abbordabile. Non è che da noi qualcuno se ne approfitta, Giovanni? E beh, se ti vendono 7 euro un panino all'area di servizio, insomma, sempre pane, mortadella e una fetta di formaggio, non è che stiamo parlando di chissà che cosa, ragazzi, dai, mica lo fa Carlo Cracco col panino. Dov'è Antonino? L'ultima domanda rivolta a Salvini da parte della giornalista di Repubblica mi ha lasciato un po' di dubbio. Semplicemente chiede: ma prima di iniziare i lavori dovete avere l'ok della Corte dei Conti? Salvini sì, lei grazie. Chiedo, ma la Corte dei Conti è gestita da chi? Mi puoi spiegare? Grazie Pietro. La Corte dei Conti esiste in virtù dell'articolo 100 della Costituzione, perché in qualunque democrazia c'è una magistratura che si occupa di tenere presente un principio, cioè il principio è che non si possono fare delle spese che non siano supportate dai fondi. Tu non puoi autorizzare, dico per dire, un ponte da Trapani a Tunisi che costa, dico sempre per dire, 250 miliardi di euro se poi nel bilancio dello Stato questi soldi non ci sono, perché sennò poi dopo vai in bancarotta. Per cui a maggior ragione le Corti dei Conti, che sono fatte di magistrati che vi accedono nel ramo, vi accedono per concorso, poi i rami apicali sono nominati da governo e Parlamento, e le Corti dei Conti servono appunto in tutti i paesi democratici a fare presente, a controllare che ci siano effettivamente i fondi per fare le spese, perché se no non ne usciamo più vivi. Buongiorno dottore, il dottore caro Berengario è sempre all'ospedale. In Abruzzo le fettuccine si mangiano da sempre con le polpette al sugo, sono polpettine di solo macinato di manzo e sugo di pomodoro col soffritto di cipolla bianca senza altri aromi. Saluti. Berengario, sì, le conosco, però quelle sono le pallottine, che sono un'altra cosa, però, perché sono proprio polpettine piccole, 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 mentre invece quelli ci mettono la palla di carne che ci puoi giocare a tennis.
E no, caro, non è una guerra di aggressione da parte dei russi, ma una guerra di liberazione dai nazisti ucraini corrotti che infestano il suolo ucraino. Erano dei santi e nemmeno lo sapevamo. Abbiamo un altro audio, prego. 3 secondi soltanto e non ce l'hanno fatto. Ed il super bonus che fu autorizzato dalla Ragioneria dello Stato, meglio la Corte dei Conti, Walter. Il super bonus che vi ricordo sono 40 miliardi, 3 ponti sullo stretto, ricordatevelo. Quando vi dicono costa tanto, ricordate che il super bonus che è servito, pensate, per rifare le facciate di ben 6 castelli, cari miei morti di fame, 6 castelli sono stati rifatti, le loro facciate sono state rifatte con il super bonus, più tutta un'infilata di ville e seconde case. Cari miei poveri con la Y, mi ci metto pure io nel novero con voi. Ecco, 40 miliardi, ricordatevi, 3 ponti sullo stretto. Va bene, allora, lette le vostre zappe, adesso andiamo a vedere i giornali, partiamo con la questione Ucraina e naturalmente l'augurio è che questa guerra finisca al più presto possibile. Le 9, 15 minuti e 56 secondi, quasi 9 e 16 sulle nostre magiche onde di Radio Libertà. Allora, pagina 2-3 del Corriere della Sera, Putin pronto a vedere Trump, resta il nodo Zelensky. Incontro possibile negli Emirati, oggi scade l'ultimatum allo zar, i colloqui con Meloni. Vedete il retroscena, ne scrive la collega Viviana Mazza, 6 telefonate col Cremlino senza ottenere risultati, Donald vuole uscire dall'angolo, da Washington segnali contrastanti su ordine e modalità del faccia a faccia. Trump ha grande fiducia nelle proprie capacità negoziali, ha detto più volte che questa guerra non finirà a meno che lui e Putin non si incontrino. Sono stati mesi di alti e bassi, dalla promessa di chiudere in 24 ore il conflitto, agli elogi di Putin e le critiche a Zelensky, all'ipotesi che gli Stati Uniti possano tirarsi fuori come mediatori fino alla sua frustrazione per il rifiuto del leader russo di accettare un cessate il fuoco dopo 6 telefonate tra di loro. Trump ha imposto sanzioni secondarie all'India perché importa petrolio russo, non escludendo di estenderle alla Cina, ma vuol vedere progressi, vuol poter dichiarare che le minacce stanno funzionando. Il timore degli alleati è che un incontro con Putin possa riportarla alla posizione di partenza più critica nei confronti di Zelensky. Non è chiaro di cosa abbiano parlato esattamente Putin e Witkoff, al di là della possibile cooperazione economica USA-Russia e non precisati segnali che secondo i russi si sarebbero scambiati sull'Ucraina. Non ha avuto conferme il resoconto di un ex diplomatico polacco, Witold Jurasz, che sul portale Onet scrive che Mosca avrebbe ricevuto dagli americani, d'accordo con gli europei, una proposta per un cessate il fuoco con l'Ucraina che prevede il riconoscimento delle conquiste territoriali russe, con colloqui formali posticipati di 49-99 anni, alla fine della maggior parte delle sanzioni, il ritorno del gas e del petrolio russi all'UE, nessun impegno di espansione da parte della NATO e la continuazione degli aiuti militari statunitensi all'Ucraina. Quello che ha detto il segretario di Stato USA Marco Rubio dopo l'incontro di Witkoff è che per la prima volta gli Stati Uniti hanno avuto una migliore comprensione delle condizioni alle quali la Russia sarebbe pronta a porre fine alla guerra. Rubio ha specificato che se ci sarà la pace, la si otterrà attraverso concessioni territoriali sia da parte dei russi che degli ucraini. In passato Putin ha chiarito che vuole la Crimea, come pure le regioni di Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, Kherson, anche se non sono state completamente occupate dai russi. Gli USA l'hanno vista come una posizione irragionevole, ma hanno offerto di riconoscere la Crimea come russa e cedere il controllo di parti di altre regioni ucraine occupate dai russi, mentre Zaporizhia e Kherson resterebbero con Kiev. Alcuni esperti pensano che Putin abbia istruito i suoi negoziatori a seguire una linea massimalista proprio per ottenere un incontro con Trump e convincerlo ad abbracciare le cause alla radice del conflitto, escludere Kiev dalla NATO, limitarne le capacità militari, spingere per un governo pro-Mosca a Kiev. Rubio dichiara che gli elementi chiave per porre fine alla guerra saranno territoriali. Forse Putin ha mostrato più flessibilità su come i territori possano essere divisi o scambiati, ma Tatiana Stanovaya del Carnegie Russia Eurasia Center
sottolinea che Putin non ha mai formalmente demarcato i confini delle 4 regioni annesse, il che suggerisce che ci sia sempre stata una certa flessibilità, ma rispetto a questi aspetti per lui è più cruciale che Kiev rientri nella sfera di influenza di Mosca. Tra l'altro c'è un'intervista a Charles Kupchan, 67 anni, senior fellow presso il Council on Foreign Relations e insegna affari internazionali a Georgetown, un'Ucraina libera ma più piccola è un buon esito. Kiev accetterebbe. L'obiettivo dei russi è deporre il governo e instaurarne uno filorusso, perché se non ottengono ciò devono rinunciare a riportare Kiev all'interno della loro sfera di influenza. Forse un'apertura su questo c'è, ma dietro le quinte. Voglio sperare che Trump non acconsenta a incontrare Putin senza elementi per pensare che sia disposto a concessioni. Forse il fatto che sia stato annunciato un incontro è un buon segno. Cosa pensa dell'accordo? Se i termini sono quelli di cui si parla, sarebbe buono un cessate il fuoco, la Russia che mantiene il controllo sui territori che già occupa, ossia il 20% circa dell'Ucraina. Il punto di caduta è cosa accadrà del restante 80%. Se l'accordo prevede che resti indipendente, tutti dovrebbero accettarlo, ma se invece permette alla Russia di controllare l'Ucraina, determinarne le capacità militari e la politica estera, questo sarebbe inaccettabile. Per Kiev non è una resa? In un mondo ideale la guerra finirebbe col ripristino della sovranità territoriale di tutta l'Ucraina, ma non è così che andrà. Kiev non ha la potenza militare, parliamo di una soluzione realistica, non ideale. Poi i paesi occidentali non devono riconoscere che l'Ucraina orientale appartiene a Mosca, ma che quei territori sono occupati. Zelensky accetterebbe? Dipende dai contenuti. Se davvero gli viene lasciata la possibilità di governare sull'80% del territorio e procedere con l'integrazione nell'Europa, dovrebbe accettare. Pensa a un ingresso di Kiev nell'Unione Europea, non nella NATO. Poi, davanti a un accordo sostenuto da Trump e dagli europei, non avrebbe altra scelta. Il rischio lo vedo nel caso in cui Trump accettasse un cattivo accordo. Per esempio, un accordo in base al quale l'Ucraina viene demilitarizzata, Zelensky viene deposto, la NATO si impegna a non difendere il paese in caso di attacchi futuri. Un accordo in cui l'Ucraina diventa una nuova Bielorussia. Questo è quanto. Adesso noi vi volevo dare, prima di passare a parlare di Gaza, così trattiamo anche questo argomento, un retroscena molto interessante che arriva dal Fatto Quotidiano e che riguarda la Lega. Andiamo a pagina 9. Facciamo per un attimo una breve deviazione in Italia, eccolo qua, e Giacomo Salvini, che non ha parentele con il leader leghista, sentite un po' qua, Salvini, se Fratelli d'Italia vuole il governo stabile, lasci il Veneto alla Lega. Un discorso motivazionale in contesto conviviale, come lo definiscono i presenti, ma comunque con toni forti nei confronti degli alleati di governo e i Fratelli d'Italia, nel bel mezzo delle trattative per le elezioni regionali che non trovano uno sbocco nel centrodestra per lo stallo sul Veneto. Martedì sera, durante la cena estiva coi parlamentari leghisti sulla terrazza dell'Hotel Valadier nel centro di Roma, il leader della Lega Matteo Salvini ha rivendicato il Veneto per il Carroccio in questi termini. Abbiamo una classe dirigente capace e con esperienza che da anni fa riferimento al presidente della regione Luca Zaia. Quindi dobbiamo fare una battaglia con la B maiuscola per rivendicarlo con gli alleati, ha detto il ministro delle infrastrutture e trasporti, secondo 3 presenti alla cena che hanno chiesto l'anonimato per parlarne liberamente. Poi però il leader della Lega ha lanciato un avvertimento agli alleati di governo di Fratelli d'Italia. Ai tempi di Berlusconi si sarebbe risolto tutto grazie alla sua generosità, ha aggiunto Salvini secondo le stesse fonti. Il primo partito non dovrebbe volere tutto se ci tiene alla stabilità. Una sorta di minaccia velata alla stabilità del governo se alla fine il partito di Meloni dovesse decidere di rivendicare il Veneto per sé togliendolo alla Lega. Salvini, che al suo fianco aveva sia il segretario regionale del Veneto Alberto Stefano, sia quello della Lombardia Massimiliano Romeo, ha anche aggiunto che mantenere il Veneto non significherebbe automaticamente lasciare la Lombardia a Fratelli d'Italia nel 27. Al termine del suo discorso, però, Salvini ha fatto capire ai suoi parlamentari che la trattativa si concluderà con la scelta di affidare a un leghista la candidatura in Veneto. Alla fine si troverà una soluzione, ha aggiunto.
Vedrete che resterà a noi e costringeremo il nostro Stefani a correre, ha detto tra il serio e il facete il ministro, coinvolgendo anche il candidato in pectore del Carroccio in Veneto. Durante la cena, però, il ministro delle infrastrutture si è soffermato anche sul tema della giustizia e del suo processo nel caso Open Arms. Salvini ha ricordato che quella di martedì sarebbe stata la penultima cena estiva prima delle elezioni politiche del 27 e nel frattempo il leghista dovrà occuparsi anche delle grane giudiziarie. Ricordatevi che potrei tornare a processo per sequestro di persona, ha concluso Salvini dopo il ricorso della Procura di Palermo dopo l'assoluzione in primo grado di dicembre. La vicenda non è chiusa e dobbiamo aspettarci di tutto. È una grande ingiustizia, ha aggiunto attaccando i magistrati. Attaccando perché non ha ragione, assolto in primo grado e poi impugnano. Va bene, e voi che cosa ne pensate? 340-670-9659, dite la vostra attraverso la zappa alle 9:25 minuti e 29 secondi. Andiamo a vedere adesso la questione Gaza-Israele e in particolare, ecco qua, ci andiamo su Repubblica. Parentesi, oggi è l'8 di agosto e vogliamo ricordare tutti assieme degli italiani che, questo lo diciamo soprattutto per quelli quando fanno certe manfrine e dicono che gli italiani andavano pure loro col barcone. I morti di Marcinelle lavoravano come muli quando sono morti l'8 agosto del 1956 e noi oggi, 69 anni dopo, li vogliamo ricordare, abbracciare e onorare uno per uno, perché sono nostri fratelli, lo saranno sempre, e sono vittime italiane del lavoro. Non dobbiamo dimenticarlo mai, perché questo paese, col Belgio, ha dato carne umana in cambio di carbone. Questo non lo dobbiamo dimenticare mai. Torniamo a noi adesso. Pronta l'occupazione di Gaza, scrive Repubblica, ma Netanyahu apre agli USA, la consegneremo agli arabi, riunione del gabinetto di guerra, lo Stato ebraico non annetterà la striscia. Per lanciare la nuova escalation l'esercito ha bisogno di un paio di settimane. Non vogliamo tenerla, ha dichiarato Netanyahu in intervista a Fox News facendo riferimento a Gaza. Vogliamo avere un perimetro di sicurezza, non vogliamo governarla, non vogliamo essere lì come organo di governo. Vogliamo consegnarla a forze arabe che la governino correttamente, senza minacciarci e diano una vita dignitosa agli abitanti di Gaza. Attualmente l'esercito israeliano controlla più dell'80% del territorio della striscia, ma la quasi totalità della popolazione si trova nel restante 20%, che include la zona di Gaza City, Deir al-Balah e altre aree centrali, in gran parte luoghi in cui le truppe di terra non hanno ancora operato, anche perché ritenute possibili località di prigionia degli ostaggi. Secondo quanto riportato dal canale 12, una volta approvato il piano ci vorranno almeno 1 o 2 settimane perché la nuova operazione militare abbia inizio, indispensabili sia per richiamare le decine di migliaia di riservisti necessari per un'offensiva di tale portata, sia per spostare centinaia di migliaia di civili di Gaza che attualmente risiedono in quei centri, probabilmente verso sud, nell'area di Rafah che Israele controlla completamente e dove ritiene di aver smantellato l'intera infrastruttura di Hamas e con essa praticamente tutti gli edifici della città. L'emittente televisiva ha inoltre riferito che prima di dare il via alla nuova fase della guerra, le autorità israeliane potrebbero concedere ad Hamas un ultimatum per raggiungere un accordo con Egitto, Qatar e Turchia, che starebbero già pressando i leader dell'organizzazione terroristica per tornare alle trattative la prossima settimana, anche se il gruppo, in una nota in serata, ha definito le parole di Netanyahu un golpe nei confronti dei negoziati. Del piano Netanyahu avrebbe già discusso con l'amministrazione americana e anche col presidente russo Vladimir Putin, con cui, secondo un comunicato dell'ufficio del primo ministro, il premier si è sentito all'inizio della settimana. Il giornalista Barak Ravid di Axios ha riportato che mentre Trump non si oppone al piano di espandere l'offensiva per arrivare al controllo totale di Israele nella striscia, Washington è contraria all'annessione di zone di Gaza da parte di Israele, un'altra possibilità che secondo Ravid ieri sarebbe stata comunque stata discussa durante la riunione del gabinetto israeliano. Secondo quanto riportato dalla stampa nel corso della riunione, il capo di Stato Maggiore Eyal Zamir ha ancora una volta ribadito che il piano di Netanyahu rischia di mettere a repentaglio i 20 ostaggi ritenuti ancora in vita dalle autorità israeliane.
non c'è modo di garantire che non li toccherà, le parole trapelate. Tra l'altro il piano è quello di spostare qualcosa come 1 milione di persone. Sentite ancora Repubblica, quello a cui si lavora è un piano in 2 fasi. Nella prima i militari darebbero ordine d'evacuazione da Gaza City, dove è insediata ancora metà della popolazione. Si tratta di un'operazione che potrebbe chiedere alcune settimane, il tempo necessario a far partire la fase 2, ovvero la creazione di campi umanitari per gli sfollati che ospiterebbero ospedali e tendopoli. Non è chiaro tuttavia in quali zone della striscia sia realizzabile un simile progetto, visto che le poche ancora non rase al suolo scoppiano di esseri umani senza più nulla. L'area di Al-Mawasi, che l'esercito israeliano definisce umanitaria, ha da tempo superato il limite d'accoglienza. Gli Stati Uniti hanno detto a Netanyahu di essere contrari all'annessione di Gaza, ma gli hanno dato mano libera su tutte le operazioni militari che riterrà opportune. L'ambasciatore statunitense in Israele, Mike Huckabee, ha spiegato a Bloomberg che sarebbe possibile quadruplicare i siti in un paio di mesi, è tutta questione di finanziamenti. A pagare saranno Stati Uniti e altri paesi, che non ha specificato, con un finanziamento da $1 miliardo. A quel punto l'esercito israeliano lancerebbe una seconda offensiva militare contro i campi nel centro della striscia per spostare la popolazione ancora più a sud e facilitare la famigerata migrazione volontaria a cui anelano i ministri dell'ultradestra messianica Smotrich e Ben Gvir. Vuol dire che le truppe israeliane entrerebbero anche in zone ancora non occupate come Deir el-Balà, dove l'intelligence stima che siano tenuti alcuni ostaggi, con conseguenze inimmaginabili per la popolazione civile. Le 9:31 e 14 secondi, ci fermiamo e ascoltiamo la Mo Better Band, Boom, del 2010. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali. Attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili.
Vi giuro, io li ho visti esibirsi, questi della Mo Better Band, sono qualcosa di straordinario, perché loro mentre suonano ballano pure e si muovono a tempo, marciano nelle strade dei paesi abruzzesi, nelle Marche, cercateli anche su YouTube, li potete vedere, sono uno spettacolo straordinario. Mo Better Band, questo era Boom del 2010, e poi, se permettete, un pezzo modello T, che non vuol dire turismo internazionale, ma tiro infinito, come si diceva anche della prima Giulia, il modello Biscione, la 1600T. Va bene, allora, sono le 9:35 minuti e 32 secondi. Che pezzone, veramente un pezzone, devo dire la verità, alti livelli. Non mi potete dire niente stamattina su sta roba, eh? Vabbè, allora, c'è una zappa audio. Ragazzi, sentiamo chi è che ha bussato, va. Buongiorno Antonino. Guardi, mio padre, che è emigrato in Argentina, ma non come lavoratore comune, era una persona, diciamo, abbastanza importante. Prima di partire, dopo essere uscito dal campo di concentramento, ha dovuto fare una visita tipo militare prima di essere, come dire, abilitato all'immigrazione. Mio papà, per la sua onestà, per il lavoro che ha fatto, è stato nominato cavaliere per aver onorato la Repubblica Italiana all'estero. E di questo cavalierato non si è mai vantato. L'ho scritto io sul suo annuncio funebre per poterlo onorare. Questi erano gli italiani che andavano all'estero. Buongiorno. È proprio così, caro amico. Questi erano gli italiani che andavano all'estero e che onoravano il nostro paese. Mi aggiungo, io ho avuto 2 bisnonni passati da Ellis Island e con tanta emozione ho ritrovato gli ship manifesto, l'elenco dei passeggeri, dove a Ellis li hanno misurati, hanno controllato quanti soldi si portavano appresso, se avevano il visto regolare, se avevano un indirizzo dove andare, che lavoro facevano, se erano coniugati, se avevano malattie, eccetera, eccetera, eccetera. Nel civile 1965 mio padre stesso è stato sottoposto anche lui all'ambasciata del Canada a Roma a una visita che nemmeno quella che aveva fatto al militare. E tutti i nostri italiani, tutti i nostri, mo ci vuole, fratelli d'Italia, che sono andati all'estero in questi paesi, sono stati passati al setaccio in questo modo, perché era loro diritto valutare le condizioni di salute, che cosa venivano a fare, se venivano per lavorare o per fare casino. E quando andavi a fare casino, se ti acchiappavano, ti mettevano sulla prima nave o sul primo aereo diretto in Italia e ciaone. Questo non è razzismo, questo non è essere cattivi, non è fascismo e non è nemmeno anticristiano, come certa gente vi viene a raccontare, perché nel catechismo sta anche scritto, e l'ha scritto un signore che si chiamava e si chiama ancora Joseph Aloysius Ratzinger, il catechismo ancora in uso nella Chiesa cattolica. Gli stati hanno il diritto di controllare l'immigrazione ed esiste persino un diritto a non migrare. E quindi grazie per quello che mi hai detto, grazie per quello che hai voluto raccontarci e onore a tuo padre, onore a tutti gli italiani che sono andati a faticare onestamente a costruirsi un futuro migliore all'estero. Perché tanti italiani hanno dovuto seguire il consiglio di De Gasperi passata la guerra. E il consiglio era: prendetevi il passaporto rosso e andate a cercarvi pane fuori, perché qui non abbiamo la possibilità di sfamarvi. Il famoso passaporto rosso, quante lacrime è costato quel passaporto, che era proprio il passaporto dedicato all'emigrazione. Noi abbiamo dimenticato tutto questo, semplicemente perché dopo 80 anni di benessere esagerato, è chiaro che poi uno si dimentica le cose. Ma se andate a cercare nei vostri alberi genealogici, se andate a farvi una chiacchierata magari con qualche parente un po' più anziano, se andate a fare una ricerca nell'anagrafe,
perché l'anagrafe poi diventa una miniera di queste cose. Ecco, lì scoprirete che leggendo quei fogli dice migrato nel 1960 dove, eccetera, eccetera, e poi se ne perdono le tracce, eccetera, eccetera, eccetera. Buongiorno, Al Capone congrega della mano nera, ecco, e poi c'è sempre quello che arriva e ti dice che gli italiani hanno esportato la mafia all'estero. Stiamo parlando di una piccola minoranza che peraltro, visto che parli della mano nera, la mano nera soprattutto taglieggiava gli immigrati onesti che arrivavano dall'Italia, e contro la mano nera si era mosso l'Italian Branch guidato da Gio Petrosino che era di Padula, Campania, il quale tornò, andò a Palermo, venne tradito e venne ammazzato dalla mafia siciliana. Però poi c'è sempre quello, Al Capone. Siamo sempre lì. Al Capone. Hai visto che fine ha fatto Al Capone, che è morto scemo e rimbambito ad Alcatraz? Al Capone. Va bene, andiamo avanti con la nostra trasmissione. Dunque, noi adesso parliamo di che poi mi piace Al Capone e la mano nera, che come dire appunto vengono da fuori e sono tutti terroristi e sono tutti ladri e stupratori. E vedi, specularmente poi abbiamo quello che ci fa questi discorsi. Ok, allora andiamo a vedere adesso la questione Al-Masri e in particolare ce ne andiamo su Il Giornale. Che ora si è fatta? Le 9:41:37. Dai, che così poi per le 10:05, 10:10 apriamo il telefono, se mi fate correre un pochino. Il Fatto, eccolo qua su Il Giornale, il trucco della procura, Bartolozzi, la famosa Zarina, Bartolozzi alla sbarra per processare il governo, Nordio raccapricciante, un'indagine sul capo di gabinetto per aggirare l'immunità, con premier e ministri come testimoni. Questa è l'analisi di Luca Fazzo. Se anche la Camera rifiutasse l'autorizzazione a procedere, un processo per il caso Al-Masri si potrebbe tenere ugualmente. Un processo dove sul banco degli imputati siederebbe una sola persona, il capo di gabinetto del Ministero della Giustizia Giusy Bartolozzi, ma che si tradurrebbe di fatto in un processo all'intero governo, con la premier Giorgia Meloni e i suoi ministri costretti a sfilare come testimoni, raccontando sotto giuramento la loro versione su quanto avvenne tra il 19 e il 21 gennaio scorsi, ovvero tra l'arresto del generale torturatore e la sua riconsegna alla Libia. E questo è lo scenario che si intravede dietro le mosse congiunte della Procura della Repubblica di Roma e del Tribunale dei Ministri, sfociato nell'archiviazione della posizione della Meloni e la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano, accusati di rifiuto d'atti d'ufficio, favoreggiamento, peculato per non aver consegnato Al-Masri alla Corte dell'Aia. Né la Procura né il Tribunale si fanno illusioni sull'esito della loro richiesta. La maggioranza di centrodestra, alla ripresa dei lavori parlamentari, si appresta a schierarsi per il rifiuto dell'autorizzazione, certificando che i membri del governo sono coperti dall'immunità, avendo agito in nome della sicurezza nazionale. Il voto del centrodestra si annuncia compatto sia all'interno della Giunta per le autorizzazioni a procedere, dove il voto si terrà a scrutinio palese, sia in aula dove il voto segreto potrà convergere sul diniego anche settori garantisti dell'opposizione. Per l'inchiesta sarebbe una pietra tombale, a meno di improbabili interventi della Corte Costituzionale. Tutto finito allora? In realtà no, perché il testo della richiesta d'autorizzazione spiccata dal Tribunale dei Ministri lascia aperta l'incriminazione, la porta all'incriminazione della Bartolozzi, che durante le indagini ha ammesso e anzi rivendicato il suo ruolo nella gestione della pratica. Ieri a difesa della sua funzionaria è intervenuto Nordio, che dice di aver appreso con raccapriccio dell'ipotesi di un'indagine contro di lei. Tutte le sue azioni sono state esecutive dei miei ordini, di cui mi assumo tutta la responsabilità giuridica. La sola ipotesi, scrive Nordio, che un'eventuale incriminazione della mia collaboratrice sia un escamotage per attribuire alla giurisdizione penale un compito che ora è squisitamente parlamentare mi fa inorridire, perché costituirebbe una strumentalizzazione politica della giustizia. Ma se l'accusa partisse ugualmente, la Bartolozzi sarebbe anch'essa coperta dall'immunità? Ieri Renzi parte a lancia in resta contro questa ipotesi. Chi volesse
piegare la norma per salvare una collaboratrice commetterebbe un atto contro la Costituzione, contro le istituzioni, contro la giustizia. In realtà la norma e i precedenti dicono una cosa diversa. Se il Tribunale dei Ministri e la Procura avessero ritenuto la Bartolozzi complice dei reati attribuiti ai ministri, avrebbero dovuto avanzare anche per lei una richiesta d'autorizzazione a procedere, come hanno fatto d'altronde per Alfredo Mantovano, che essendo solo sottosegretario non è coperto dall'immunità. Se il reato è considerato ministeriale, lo è anche per i coimputati. Ma la richiesta contro la Bartolozzi non è stata avanzata ed è inverosimile che venga presentata in un momento successivo, essendo l'indagine sostanzialmente conclusa. Per aggirare l'ostacolo ai magistrati basterebbe, ed è la linea che sembra prendere forma, indagare la funzionaria non per gli stessi reati contestati a Nordio, ma per un reato diverso, la falsa testimonianza. Per questo non ci sarebbe scudo possibile. L'assist alla procura è stato fornito dal Tribunale col passaggio in cui scrive che la versione fornita dalla dottoressa Bartolozzi è da ritenersi sotto diversi profili inattendibile e anzi mendace. L'iscrizione della funzionaria nel registro degli indagati per falsa testimonianza è a questo punto per il procuratore di Roma Francesco Lovoi un atto dovuto, e se la Bartolozzi venisse rinviata a giudizio, sotto accusa formalmente ci sarebbe solo lei, ma sostanzialmente ci sarebbe l'intero governo. Capito che bel giochino? Capito che bel piattino che si prepara? Andiamo proprio bene, andiamo. Andiamo sul Tempo. Andiamo sul Tempo perché sul Tempo c'è Tajani che parla con i colleghi, con il collega Campigli, e dice proprio sul caso Al-Masri: i magistrati si sono accaniti sulla vicenda di Al-Masri, la denuncia di Alleanza Verdi-Sinistra alla Corte Penale Internazionale è atteggiamento infantile. Le regionali sono ottimiste, il vice premier sulle elezioni, se uniti vinciamo, abbiamo voluto candidare i profili più forti. E allora il nostro vice premier, nonché ministro degli esteri, ha detto a proposito del caso Al-Masri: mi pare una richiesta totalmente infondata, mi sembra un atto fortemente politicizzato, cioè appunto la richiesta d'autorizzazione a procedere contro Nordio, Piantedosi e il sottosegretario Mantovano. Mi pare una richiesta totalmente infondata, mi sembra un atto fortemente politicizzato, anche perché se davvero ci fosse stata una responsabilità da parte del governo, i magistrati avrebbero dovuto coinvolgere anche Giorgia Meloni. Evidentemente hanno voluto procedere a ogni costo, evitando però di coinvolgere direttamente la Presidenza del Consiglio. È un peccato che si voglia inasprire lo scontro tra governo e parte della magistratura, proprio ora che si sta ultimando la riforma della giustizia, la riforma più importante per noi di Forza Italia. Alleanza Verdi-Sinistra ha deciso di denunciare il governo alla Corte Penale Internazionale. Vede similitudini con gli anni del governo Berlusconi, quando la sinistra cercava di arrivare al potere grazie alle procure? Certe iniziative sono davvero infantili, lasciano senza parole. Voglio dire, quali sarebbero le responsabilità? Cosa avrebbe fatto l'esecutivo e soprattutto quali sarebbero i reati? Mi sembra una scelta ridicola. In Toscana Forza Italia candiderà 3 parlamentari: Erika Mazzetti, Chiara Tenerini, il vice segretario di Forza Italia Deborah Bergamini. Ci spiega i motivi di questa scelta? Abbiamo voluto candidare i migliori, le personalità più forti del territorio. Presentare dei parlamentari è un segnale forte, sancisce la mobilitazione del nostro partito che crede nella Toscana. Mettere in campo i cavalli di razza per trascinare la lista. Marche, la sinistra che per anni si è disinteressata di questo territorio ora ha gridato allo scandalo perché il governo l'ha designata ZES. Hanno paura di perdere? Non lo so, io sono abituata a preoccuparmi di quello che dobbiamo fare noi più che delle polemiche della sinistra. La ZES è una proposta partita da un'idea di Forza Italia che il governo ha fatto sua, dopo un confronto con la Commissione europea, nella quale crediamo moltissimo. Una strada che va allargata anche alle province di Rieti, Frosinone e Latina. Giriamo pagina e troviamo Giulia Sorrentino sempre su Il Tempo: Italia col burka, dalla scuola alla pallavolista, c'è chi guida a volto coperto. Cambiamo adesso argomento e parliamo dell'islamizzazione nel nostro paese. A Salorno c'è anche il corso di Corano per i bambini, velo pure nel volley femminile e nell'auto, signore e signori. Siamo alla Mecca? No, purtroppo, anche se sembrerebbe. Siamo a Salorno, Bolzano, dove ancora una volta un caso di tentata islamizzazione attraverso l'indottrinamento dei bambini.
E l'associazione Musulmani Salorno sta promuovendo, tramite dei volantini sparsi per la città scuola Icra, dedicata a una platea di bambini, dove si insegnerà l'arabo e i dettami del Corano. Il tutto condito da un volantino che promuove il corso, in cui i bambini sono raffigurati col velo. A sollevare il caso l'europarlamentare della Lega Anna Maria Cisint, che denuncia questo ennesimo tentativo di islamizzazione rivolta ai minori. Sta succedendo ciò di cui il noto report dell'intelligence francese ci aveva messo in guardia. I radicalizzati vogliono entrare in casa nostra non solo per imporre la Sharia, ma anche per sovvertire il nostro sistema democratico, sostituirci e governarci. E lo fanno attraverso moschee e scuole coraniche, esattamente come sta accadendo a Salorno, l'ennesimo comune assaltato da realtà islamiche dove pullulano centri islamici sorti con ogni probabilità al di fuori di ogni regola e dove ora si sta pubblicizzando anche l'apertura di una scuola coranica. Ma non c'è solo questo caso che ha scosso l'opinione pubblica. Mariam Metwalli sarà la prima giocatrice a scendere in campo nel campionato italiano indossando il velo. Significa tanto. Indossare il velo fa parte della mia persona e sono fiera di portarla anche in campo, ha detto lei. Ma a commentare il caso è la vice della Lega Silvia Sardone. Ormai ci stiamo abituando alla diffusione dei veli islamici in Italia, integrali o meno. Per qualcuno, soprattutto a sinistra, rappresentano simboli di integrazione e persino di libertà. Invece sono strumenti di sottomissione e oppressione. La Lega da sempre porta avanti un'importante battaglia per la libertà delle donne, nella difesa dei diritti. Il velo nelle comunità islamiche rappresenta il mezzo con cui definire in maniera evidente che la donna è meno importante dell'uomo. La stessa polemica c'è stata anche a Cantù, dove Matteo Mauri e Paolo Muttoni, rispettivamente coordinatore Lega Giovani Lombardia e Lega Giovani Cumasc, denunciano come sia andato in scena l'ennesimo atto di sottomissione culturale ai danni del nostro paese. Una donna col volto completamente coperto da un burqa è stata vista tranquillamente guidare in centro città e se sotto quel burqa ci fosse un uomo, un ricercato, un estremista, nessuno può dirlo, ma guai a porre la domanda. Si rischia di essere tacciati di razzismo, tanto per chiarirci. Andiamo avanti, perché mentre questo accade nel nostro paese, ora io vi porto in Spagna, vediamo un attimo se riesco a ritrovare il punto dove l'avevo segnato, sì, su Repubblica. Ora io vi riporto su Repubblica, andiamo in Spagna, precisamente è gli occhi miei, a pagina 17, e lo lascio al vostro giudizio. Sfrattati i fedeli musulmani, crociata in Spagna di Vox e PP, il Partito Popolare. Niente più preghiere del mattino, festa di fine Ramadan e Eid al-Adha, celebrate all'interno delle strutture sportive municipali per i residenti musulmani della città spagnola di Jumilla. Lo ha deciso il Consiglio Comunale a guida conservatrice, votando una mozione dell'ultradestra di Vox in difesa degli usi e costumi del popolo spagnolo contro le pratiche culturali straniere. Continua così l'assedio antimigranti della destra spagnola. Dopo la recente caccia alle persone nordafricane lanciata a Torre Pacheco da Vox e dalla neoformazione estremista Deport Them Now, in seguito alla presunta aggressione di 3 magrebini ai danni di un anziano, è un'altra cittadina della regione di Murcia, sempre amministrata dal Partito Popolare, il PP, a finire al centro del dibattito politico. Una decisione assolutamente razzista, così il governo socialista di Pedro Sánchez ha commentato attraverso la ministra delle migrazioni Elma Saiz il caso Jumilla. La mozione, che prende di mira anche se indirettamente la comunità musulmana presente nella cittadina di 27.000 abitanti, dove è impiegata principalmente nel settore agricolo e nella raccolta dell'uva, nasce da una condizione posta da Vox in cambio del sostegno per l'approvazione del bilancio comunale della sindaca del PP. L'approvazione modifica il regolamento delle strutture municipali, incluse quelle che da tempo venivano utilizzate dalla comunità islamica per le proprie celebrazioni, difendendo le manifestazioni religiose tradizionali. La discriminazione è così eclatante da aver spinto la Conferenza Episcopale Spagnola a difendere la comunità musulmana parlando di un attacco alla libertà religiosa, tema che entra in chiaro conflitto anche con la Costituzione spagnola, che invece riconosce il diritto fondamentale alla libertà religiosa e di culto. Si tratta di una normativa discriminatoria che ha l'obiettivo di impedire solo ai musulmani di celebrare le proprie feste, ha sostenuto El País Munir Benjelloun Andalussi,
presidente della Federazione Spagnola degli Enti Religiosi Islamici. Vigileremo per proteggere e accompagnare la popolazione, ha spiegato la ministra Saiz, mentre l'opposizione del PP si è difesa spiegando che la decisione non ha niente a che vedere con la religione né con la nazionalità. Più marcata la posizione di Vox, che continua la sua battaglia xenofoba, sostenuta dal leader Santiago Abascal con una proposta di deportazione dei migranti sul modello trampiano. Abascal su X ha celebrato il voto, dichiarando che la Spagna è e sarà sempre terra di radici cristiane. Soltanto 3 giorni fa le immagini di bagnanti che in una spiaggia della provincia di Granada inseguivano e bloccavano alcuni migranti di origine marocchina appena sbarcati da un motoscafo hanno fatto il giro del mondo, raccontando un paese nel quale vivono 9,3 milioni di persone nate all'estero, di cui 3 con nazionalità spagnola e 6 con quella d'origine, dove il razzismo urlato dalla destra sta esasperando sempre più il clima. Che poi Sanchez faccia sparare sui migranti illegali a Ceuta e Melilla, questo non importa. Quando arrivano da una certa parte i proiettili sono sempre bicarbonato di sodio. Bocca mia, taci, che ora è le 9:56:01, andiamo avanti che è meglio. Prima abbiamo ascoltato Fiorello che cantava spiagge in riva al lungomare dell'Adriatico. Beh, eccolo qua il lungomare dell'Adriatico, dove ormai siamo al De Profundis. Potremmo mettere Lacrimosa. Oh, lacrimosa, e spiace tra l'altro. Beh, questa è la stampa, fuga dalla spiaggia, il caro ombrellone allontana i turisti, dalla Liguria alla Puglia presenze in calo del 20-30%, l'allarme dei balneari, lidi affollati solo la domenica, ormai anche il sabato è semideserto. Ebbene sì. Sapore di mare, ma soprattutto sapore di sale. E infatti sempre più salato il conto che le famiglie sono costrette a pagare per una giornata in un lido. Il caro ombrellone ha colpito molti turisti che hanno tagliato il numero di giornate in riva al mare. Famiglie, comitive, coppie che frequentavano da anni gli stessi stabilimenti hanno dimezzato le presenze. Altri sono spariti, racconta Fabrizio Licordari, il presidente nazionale di Asso Balneari Italia Federturismo. Il turismo balneare è in grande sofferenza, le spiagge sono affollate solo la domenica, ci siamo giocati il weekend, ora anche il sabato è semideserto, come il resto della settimana. I dati precisi possiamo darli a fine stagione, ma ad oggi possiamo dire che il calo delle presenze e dei consumi è tra 20 e 30% lungo tutta la costa italiana, sottolinea Licordari. Numeri peggiori di quelli diffusi da Antonio Capacchione, presidente del SIB, Sindacato Italiano Balneari di Confcommercio. A luglio la riduzione è stata del 15%. Tutti concordi sulle cause. I 2 principali imputati sono la crisi economica e l'instabilità internazionale. Riducono la propensione a viaggiare a favore delle urgenze, dal carrello della spesa che bisogna riempire, affitto e bollette. Il caro vita impatta anche nelle famiglie con 2 stipendi. D'altronde basta leggere anche solo alcuni dei dati diffusi dal Codacons per capire che il viaggio coast to coast che faremo ci mostrerà un'estate sottotono, almeno sulle spiagge. A luglio i prezzi dei voli nazionali sono saliti del 35,9%, le tariffe dei traghetti del 10,9%, i listini dei pacchetti vacanza nazionali del 10,3%, case vacanze B&B su del 6%. Partiamo dalla Liguria. L'assessore al turismo in Sanremo, Alessandro Sindoni, e il sindaco di Dolce Acqua, Fulvio Gazzola, confermano l'andamento a ribasso dei turisti da queste parti. Secondo i 2 amministratori, la condizione in cui versano le nostre autostrade è una delle cause. Cantieri e deviazioni si trovano a ogni chilometro e fermi in coda in auto c'è tutto il tempo per discutere del caro tariffe dei lidi. A Lassio risulta la più cara, secondo Altro Consumo. Il presidente dei Bagni Marini, Emanuele Schivo, spiega che è una delle mete più ambite del nord Italia e l'esclusività sicuramente ne determina il prezzo, così come il prezzo è determinato dalla domanda molto elevata. Le nostre spiagge sono piene in tutti i periodi e questo significa che i turisti continuano a sceglierle per le loro vacanze, nonostante si tenda sempre a screditarci. Andiamo ancora avanti, è diventato tristemente virale un video che ha girato un gestore di un lido a Miramare di Rimini. Questa è la situazione drammatica alle 9:52 del 1 agosto, il commento su immagini che mostrano una distesa
di ombrelloni e lettini chiusi. Addio bambini che scavano nella sabbia e corpi che si riempiono di creme protettive. Non c'è davvero nessuno e purtroppo non è un caso isolato. Anche in Veneto gli arenili sono vuoti, ma non tutti. Gli hotel sono pieni, gli stabilimenti con l'offerta plus, con buoni servizi, funzionano di più di quelli economici, dice Alessandro Berton, presidente di Union Mare regionale. Andiamo poi a Sorrento, dove è crollato il 30% del turismo americano. Perché? Risponde Gina Campora, presidente Fiavet Campania e Basilicata, sono spaventati dalle guerre. Spostiamoci in Sicilia, i numeri peggiori, meno 30 e meno 40, sono per stromboli a causa dell'allerta a rischio vulcanico. Poi c'è un calo del 25% nella Valle dei Templi. Si rinvia la visita all'anno prossimo quando Agrigento sarà capitale della cultura. E in Sardegna non conosce crisi, anche grazie alle offerte last minute. Stagione turistica in linea con quella del 24, dice Paolo Manca, presidente Federalberghi dell'isola. Sardegna a parte, alla fine dei conti o del conto, altro che stessa spiaggia, stesso mare. Le 10:55, pausa e ci sentiamo Sly and the Family Stone, Dance to the Music 1967. Andiamo. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Some bottom, so that's a dancer that just won't hide. You might like to hear my organ. I sit right, Sally, right now. Cynthia, yeah, if I could hear Cynthia on the throne, yeah! Listen to me, Cynthia and Jerry got a message that said, all the squares, Eccoci alle 10, 4 minuti e 26 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per la rassegna stampa. Andiamo a vedere un po' di zappe, signore e signori.
Ti dà fastidio che si nomini i tuoi onesti, tra virgolette, compaesani? Antonio da Asiago. Antonio, o non mi sono spiegato bene io, o non hai capito un cazzo tu. Il concetto è molto semplice. Io ho parlato dei morti di Marsinello, ho parlato di milioni di migranti italiani che sono andati onestamente a costruirsi un futuro. Arrivi tu e buongiorno, Al Capone e la congrega della Mano Nera. La Mano Nera, intanto, documentati, taglieggiava prima di tutto gli immigrati italiani. Erano italiani che facevano schifo e che taglieggiavano gli immigrati onesti. Secondo, Al Capone, è inutile che mi stai a parlare di Al Capone, perché vedi, Al Capone è finito nelle mani della giustizia americana ed è morto dopo più di una decina d'anni in galera ad Alcatraz. Quindi ogni volta stare a fare questi discorsi lascia il tempo che trova. Io stavo parlando di un'altra cosa, poi c'è sempre quello che alza il ditino perché deve far vedere che... E al contrario, ti dico, Antonio, discorsi di questo genere sono la stessa cosa di quelli che quando vedono un immigrato per strada, a prescindere è un ladro, un violento e uno stupratore. È la stessa medesima cosa. Questo è. Andiamo avanti. Torniamo a occuparci degli italiani che andavano a farsi onore in America, che sono la maggioranza, l'enorme maggioranza. Buongiorno, quelli che dicono che gli italiani andavano in America col barcone dovrebbero vergognarsi, perché le persone si davano da fare per lavorare, però se non riuscivano li rimandavano da erano partiti. Mio nonno ha cercato fortuna in America, però era stato sfortunato e non avendo trovato un lavoro è stato rimpatriato e il sogno americano è finito. Chi parla dei nostri avi come clandestini si devono vergognare, e poi non aggiungo altro perché potrei andare oltre. Un abbraccio affettuoso ai nostri emigrati. Mi associo al tuo abbraccio. Luciana da Muggio, Antonino, buongiorno. Riferendomi alla telefonata del figlio di quel degno padre emigrato in America, se pensi a quei soggetti che ostacolano il metodo di far entrare sconosciuti liberamente, magari portatori di malattie che abbiamo debellato, ma però, anche se scorretto grammaticalmente, che hanno imposto la qualunque assurdità nel periodo Covid per paura dei contagi. Ancora, Marco da Milano, la sinistra è inviperita perché abbiamo un governo che funziona e gli italiani non li seguono e non cascano nelle loro bugie. Allora escogitano le solite grane giudiziarie per far cadere il governo, ma non ce la faranno. E poi c'è un audio, ragazzi, andate pure con l'audio, per favore. Tonino Pietro, ieri o m'è sfuggita o non l'hai letto la vignetta di Osho? Troppo forte. C'è Trump e Biden a confronto, a faccia. E Trump dice a Biden, non ti preoccupare, non ho messo i dati sul semolino, troppo forte. Ciao. Porca vacca, sai che questa me la so perduta, Pietro? Oh cavolo, poi me la vado a recuperare così rido per un po' da solo. Senti, allora, bella gente, si sono fatte le 10, 7 minuti e 54 secondi, sempre sulle nostre magiche onde, e allora datemi il tempo di darvi ancora 2 notizie, dopodiché 0292947222 il telefono sarà aperto, ok? Facciamo questo patto. Ordunque, siamo sulla verità, c'è l'ottimo Francesco Borgonovo, che voglio salutare, libertà totale ma non sull'aborto, la mannaia contro i medici obiettori, i congressisti mirano a un mondo senza regole, i progressisti, scusate, mirano a un mondo senza regole, ma se la pensi diversamente da loro vieni bloccato. Come in Sicilia, dove il PD ha provato a far fuori dai concorsi chi non vuole l'interruzione di gravidanza. Anche se la legge 194 difende esplicitamente il diritto alla vita, ogni volta si briga per cacciare dagli ospedali e dalle vicinanze dei consultori le associazioni pro-life, come se potessero fare del male a qualcuno. Di recente è accaduto in Piemonte, dove peraltro il tribunale ha ribadito che i gruppi pro-vita devono poter svolgere la propria azione liberamente. Poi c'è la questione dei medici obiettori di coscienza. Da anni i partiti di sinistra spingono sull'allargamento dell'utilizzo della pillola abortiva, che grazie alle linee guida emesse dall'allora ministro Roberto Speranza può essere somministrata anche senza ricovero ospedaliero. Poiché non tutte le regioni sono state così veloci a potenziare il servizio, l'associazione Luca Coscioni, col supporto della CGIL e di altre realtà sinistrorse, ha lanciato la campagna Aborto senza ricovero, che ha l'obiettivo di garantire il pieno diritto di scegliere come interrompere una gravidanza
anche in modalità farmacologiche e senza ricovero ospedaliero. E pazienza se sarebbe un diritto delle donne anche quello di essere seguite da professionisti in ospedale. Promuovere la diffusione della RU 486 permette ovviamente di compiacere le case farmaceutiche, ma soprattutto serve per aggirare il problema, così viene percepito, dei medici obiettori. Se si abortisce in casa il dottore serve a poco. Nel frattempo, contro questi medici la lotta prosegue anche con altri mezzi. Un esempio è quello fornito dalla regione siciliana, che ha cercato di escludere gli obiettori dai concorsi pubblici. La Sicilia, dopo il Molise, è la regione d'Italia col più alto tasso di medici che rifiutano di praticare aborti, oltre l'81%. Si suppone che non siano soltanto cattolici e bigotti o feroci reazionari che hanno in odio le donne indipendenti. È evidente che siano in tanti a rifiutare l'aborto per motivi più profondi, che riguardano il senso di umanità più che l'ideologia. Eppure il Parlamento regionale, il 5 giugno, ha approvato una norma, proposta manca a dirlo dal PD, che prevede l'istituzione presso le aziende sanitarie ospedaliere del Servizio Sanitario Regionale, laddove non siano già presenti, aree funzionali dedicate all'interruzione volontaria di gravidanza in seno alle unità operative complesse di ginecologia e ostetricia, ma soprattutto prevede l'organizzazione di concorsi specifici per il reclutamento di medici non obiettori. Proprio così. La norma stabilisce che le aziende sanitarie ospedaliere, nell'ambito delle ordinarie procedure selettive di reclutamento già previste nei piani triennali dei fabbisogni di personale, dotano le aree funzionali di idoneo personale non obiettore di coscienza. Qualora le aziende sanitarie ospedaliere, per effetto della cessazione dei rapporti di lavoro o di successiva obiezione da parte del personale reclutato, rimangano prive di personale non obiettore, le stesse avviano le procedure idonee a reintegrare le aree funzionali del personale non obiettore. Tradotto, se i medici si rifiutano di effettuare aborti, bisogna assumere altri medici verificando che non siano obiettori. Grazie al cielo, il governo questa volta ha deciso di intervenire con nettezza. Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge siciliana. Come hanno dichiarato il senatore di Fratelli d'Italia Raul Russo e Carolina Varchi, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera in Commissione Giustizia, la norma regionale violava la Costituzione. Non si può negare agli obiettori di partecipare ai concorsi. Per Varchi e Russo, l'obiezione di coscienza rappresenta l'espressione più autentica della libertà personale, religiosa, morale e intellettuale. Pienamente d'accordo. Chiudiamo infine con un discorso che ogni tanto, quando io ne parlo, causa sempre un certo dibattito. La verità di Benedetto XVI sulle dimissioni. In una lettera inedita inviata a Monsignor Bux il 21 agosto del 14, Ratzinger smentisce le voci che sostenevano che la sua rinuncia alla funzione petrina non fosse reale. Non meritano attenzione idee contrarie alla dottrina dogmatica e canonica. La Nuova Bussola Quotidiana ha pubblicato una missiva scritta da Benedetto XVI lo stesso anno, il 21 agosto del 2014, da Ratzinger a Monsignor Nicola Bux, in cui a domanda precisa il pontefice emerito risponde: dire che nella mia rinuncia avrei lasciato solo l'esercizio del ministero e non anche il munus è contrario alla chiara dottrina dogmatica canonica. Se alcuni giornalisti parlano di scisma strisciante, non meritano nessuna attenzione. Partita chiusa. Nella stessa lettera Benedetto XVI spiega anche come sia fondato il parallelismo tra vescovo diocesano e vescovo di Roma in riferimento alla questione della rinuncia. Nessuna contraddizione dunque. Tutto nelle sue dimissioni è stato fatto secondo dottrina e soprattutto rispettando il diritto canonico. La lettera, che è stata custodita da Bux per oltre 10 anni, verrà pubblicata in copia fotostatica nel volume Realtà e Utopia nella Chiesa, scritto dallo stesso Monsignore insieme a Vito Palmiotti per i libri della Bussola. Le parole di Ratzinger sono quindi definitive, anche se nelle ultime conversazioni col suo biografo ufficiale Peter Sewald aveva già detto, in merito alle sue presunte finte dimissioni, sono tutte assurdità. Nessuno ha cercato di ricattarmi, non l'avrei nemmeno permesso. 0292947222, adesso apriamo
il telefono. Ragazzi, io tolgo la condivisione, quindi passiamo alla fotografia, perché naturalmente adesso aspettiamo tutti voi con le vostre chiamate e con i vostri messaggi. Eccolo qui. È propaganda anti-Italia. Andate all'estero, vedrete che i prezzi di ogni cosa sono molto molto più alti dei nostri. Si riferisce probabilmente alla questione dei bagni, degli stabilimenti balneari troppo cari. Fulvio dalla provincia di Lecco. Ciao Fulvio. Amedeo Peter Giannini, figlio di immigrati italiani, fondatore della Bank of America, da ricordare ai detrattori degli immigrati italiani nel mondo. Pronto, chi è là? Buongiorno signor Tonino, Lisetta. Mia cara Lisetta, buondì, prego. Buongiorno. Allora, io vorrei parlare, se possibile, della pace nel mondo. Traguardo possibile, signor Tonino? Io lo spero. Queste guerre che sono in atto. Allora, voglio dirvi questo oggi. Siamo sicuri che perseguire, dico io, il nobile fine della pace nel mondo sia un traguardo veramente possibile? Credo, signor Tonino, che la storia purtroppo ci dimostri tutto il contrario. Persino nella Bibbia, il Vecchio Testamento, mi sembra, si narra di battaglie e scontri tra popoli per la conquista della terra promessa. A mio modo di vedere, signor Tonino, è come pretendere che debba esistere solo il bene e non il male. Il mondo come lo conosciamo oggi è il frutto di guerre e battaglie, secondo me sempre, che ha attraversato i secoli. La guerra è sempre stata lo strumento attraverso il quale un'etnia o un popolo cercava o cerca di imporre le proprie ragioni politiche, economiche o territoriali. Non dimentichiamoci, e voglio terminare inoltre, che le guerre sono per certe lobby economico-finanziarie fonti di ricchezza e guadagno, inimmaginabile purtroppo. La saluto e buona giornata e buon fine settimana anche a lei. Grazie Lisetta, mi lascia un po' disperato la sua visione hobbesiana della società, cioè l'idea in fondo che lo stato di natura dell'umanità sia perennemente quello di guerra. Grazie a Dio il XX secolo ci ha insegnato che in realtà è possibile raggiungere dei risultati senza bisogno di spararsi addosso, e l'esempio più banale è quello di un signore che si chiamava Alcide De Gasperi, che insieme a Schuman e altri amici ha avuto l'idea dell'Unione Europea. Poi discutiamo, per carità, di come quell'idea, che è nobile e alta, sia stata ridotta alla von der Leyen, ma l'idea era giusta, cioè dei paesi che liberamente scelgono di associarsi, cooperare e collaborare. Quindi non tutto è perduto. Altra telefonata, pronto, chi è là? Sì, pronto? Sì, Pronto? ciao Gino. Sì, ciao. Buongiorno. Quando una sua risposta, quando lei dice no, il dottore è in ospedale. Sì, ma sono tornato con la mente all'ospedale, sono andato a trovare mia sorella che si trova ricoverata al pronto soccorso di San Giovanni Addolorata a Roma. Sono rimasto sconcertato, veramente. Definirlo un lazzaretto è poco, è un qualcosa di terribile. Io sono stato più di un'ora, ma veramente avevo l'angoscia, a vedere tutto, è assurdo. Ora ci parlano dell'Africa, ma siamo sicuri che l'Africa non sta qui? Siamo sicuri che noi italiani ormai non siamo noi, siamo noi gli africani? Ecco, sono queste domande che faccio, a prescindere poi di tutto il sistema sanitario. Qualsiasi cosa tu vai devi pagartela, altrimenti non esci fuori. Grazie. Gino, però se tu ritieni che in questo ospedale le cose non vadano, esiste anche un tribunale per i diritti dell'ammalato, anziché telefonare a me. Altra telefonata, pronto, chi è là? Sì, pronto, sono io stavolta. Sì, buondì. Ciao Antonino, sono Lucia di Pogliano. Allora, ho sentito che da qualcuno che ne parlavano che di intitolare il ponte sullo stretto a Berlusconi o chi che sia. No, il ponte è di Salvini e deve essere il ponte Salvini. E che cavolo,
con tutto il tribunale, con tutto quello che ha sopportato, da tutte le menzogne che hanno detto, non so cosa abbiamo cacciato dietro, e adesso vogliono intitolare il ponte un altro. No. Cosa ne dici? Silvio Berlusconi è morto. Io, se fossi Salvini, davanti a una proposta del genere, porta pazienza, mi gratterei un attimo. Lo dico con un po' di ironia. Cioè, io credo che Matteo Salvini non aspiri a farsi intitolare in vita il ponte sullo Stretto di Messina. Credo però che sia giusto, ripeto, io lo dicevo prima, intanto va riconosciuto il fatto che la sua tigna, la sua determinazione, anche la sua cazzimma, usiamo proprio questa parola napoletana, diciamo così, il suo tirare diritto gli ha permesso di raggiungere questo obiettivo, per cui tanto di cappello. Non credo che lui tenga al fatto che gli si intitoli il ponte, credo che ci sarà bisogno di un comitato, probabilmente civico, per dargli il nome. Io, se fanno il comitato civico, mi ci voglio iscrivere, perché il nome a una nave traghetto l'ho dato, ora voglio dare il nome al ponte di Messina, se lo fanno, e che cavolo. Altra telefonata, pronto, chi è là? Ciao Antonino, sono Marco da Mantova. Poi t'aspettavo per Capitaneria di Porto, però, dimmi. Di cosa si parla oggi? E oggi parliamo delle mappe stradali. Ah, ok, me le ricordo. È del tutto città. Da bambino. Madonna, vabbè, non sono qui per parlare di mappe in questo momento. Allora, dimmi tutto. Stiamo sul pezzo. Allora, hai letto quello che sta succedendo in Francia riguardo le iniziative di Vox, e hai anche parlato di quella pallavolista con il velo. Sì. No? O ancora quell'altra a Bolzano che guidava con il burka, ok? Sì. Allora, io a volte mi chiedo se se questo governo che è di destra non assomigli tanto a un governo di centrosinistra. Perché? Perché su certe cose dovrebbe essere molto più deciso e fregarsene di quello che tanto urlano comunque grillini, piddini e sinistrati vari. Allora, c'è una legge in Italia che vieta di circolare a volto coperto per ovvie ragioni di sicurezza, perché giustamente, come qualcuno ha detto, dietro quel burka o dietro quel volto coperto potrebbe esserci chiunque, quindi anche un uomo che si spaccia per donna. E le sinistre dicono è la libertà di religione. Perdonami Antonino, la mia è una provocazione, ma se domani spunta una religione che dice che bisogna ammazzare qualcuno, noi lo permettiamo? Assolutamente no, perché va contro i valori che almeno noi abbiamo in Occidente. Abbiamo tolto il delitto d'onore giustamente negli anni 70, qualcuno magari adesso che è di un'altra religione potrebbe anche proporre di nuovo il delitto d'onore o semplicemente anche le famose cose che si fanno nei paesi musulmani, la lapidazione, il taglio della mano, eccetera. Allora, questo governo, se vuole conservare le sue prerogative di centrodestra, secondo me dovrebbe davvero impedire la circolazione di persone a volto coperto, anche se c'è di mezzo la religione, che siano pallavoliste, che siano persone che camminano per la strada. Guarda che a Mantova ne abbiamo qua. Fino a qualche anno fa di donne a volto completamente coperto non ne vedevi. Ma adesso che adesso le scuole sono chiuse, ma fino a un paio di mesi fa, quando le scuole, e io abito in una zona di scuole che dalle elementari fino alle superiori, tu le vedevi le mamme musulmane coperte dalla testa ai piedi, qualcuno addirittura aveva persino la mascherina, quelle ospedaliere, pur di non farsi vedere in faccia. Quindi attenzione, che la gente che noi non andiamo a perdere voti perché non ci riconoscono come governo di centrodestra. Ciao Antonino, grazie. Ciao carissimo, qualcosa deve essere fatto e voglio dire, voi se seguite i programmi insomma che io conduco molto spesso su AddSby e nostra ospite, oggi avremo di nuovo Anna Cisinte, stavolta però parleremo di un'altra cosa, parleremo di politica agricola comune, parleremo anche en passant di tutta un'altra serie di argomenti di cui lei si sta occupando all'Europarlamento.
E il fatto, sai, prima della percezione di governo di centrodestra c'è una presa di posizione nelle coscienze della gente. Io un pomeriggio stavo andando alla radio, scendo alla metropolitana d'Appoli e mi trovo davanti una specie di cassetta della posta che mi cammina. Cioè, era una cosa che era alta 1,60 m, non di più, infagottata nel burka. Non avevo mai visto una donna col burka. Aveva questa specie di telo, questo sacco addosso, che praticamente sembrava una cassetta delle poste ambulante, solo che era di colore nero, non di colore rosso, e davanti agli occhi aveva lo stesso spazio della fessura in cui si mettono le lettere. Ora, questa circolava con uno zainetto sulle spalle. Non sappiamo se fosse un uomo, una donna, se avesse una cintura esplosiva sotto, chi fosse, che volesse. Ha viaggiato, ha preso la scala mobile, è uscita dalla metropolitana come se niente fosse. È questo che mi spaventa, che non c'è una presa di posizione. Non c'è una presa di posizione, perché il burka, diciamolo, è uno strumento di oppressione, altro che religione e libertà. Altre telefonate, pronto chi è là? Pronto? Sì. Sono Giacomo da Brescia. Ciao Giacomo. Ciao, vorrei portare all'attenzione, alla vostra attenzione, la possibilità che la mancata incriminazione del Presidente del Consiglio Meloni sul caso Almastri sia finalizzata a legittimare la scandalosa incriminazione del solo ministro Salvini, lasciando fuori il Presidente del Consiglio e il Ministro dei Trasporti del tempo. Non so se sono stato chiaro, ovvero non si incrimina Meloni in modo tale da considerare come prassi ordinaria il fatto che si possano incriminare i soli ministri. Allora fu uno scandalo la sola incriminazione di Salvini. Questo volevo dire. Prego, però il Presidente del Consiglio è responsabile della condotta di tutto il governo. Andiamo avanti, altra telefonata, pronto chi è là? Pronto, tocca a me? Sì. Sì, allora, buongiorno a tutti, sono Marco da Settimo Torinese. Quella è il nostro artista, ciao, come va? Ciao, abbastanza bene. Senti, ieri non sono riuscito a telefonare per il tuo mercatello. Grazie. Scusa, ma mi è suonata la sveglia sul telefono. E quindi dicevo auguri. Allora, grazie. Intanto torniamo al dunque. Intanto vorrei dire, usiamo l'articolo 50 delle Costituzioni europee, via subito da questa Europa che sono 40 anni che ci danneggia. Quindi subito via dall'Europa, via dall'euro subito. Non possiamo più aspettare dopo l'ultima sentenza della Corte europea. Francamente ne ho le palle piene dell'Europa. Scusa la parolaccia. Secondo, in Italia non c'era una legge che vietava di andare in giro a volto coperto e quindi di essere riconoscibili. Applichiamola questa legge. Non fa male applicare la legge. E quindi ti saluto tutti e grazie. Grazie a te. Allora, sull'articolo 50 e l'uscita dall'Europa, sì, usciamo pure. Dopodiché noi che campiamo soprattutto di manifatturiero che viene esportato in Germania, nel momento in cui l'Europa per vendetta, per ritorsione ci mette i dazi al 70%, che facciamo? A chi vendiamo il nostro manifatturiero? Ai cinesi? Mi pare un po' strano. Se una cosa non funziona la si sistema, non la si distrugge. La seconda cosa che io dico, sì, la legge c'è, la legge reale del 1975, sono del parere che debba essere applicata, d'accordo con te. Ultima telefonata, mi pare. Pronto chi è là? Sono l'ultimo? Sì, Antonino. ciao carissimo Vittorio. Carissimo Antonino, io raramente chiamo. Volevo dirti, vedo se riesco in un minuto, ho detto una cosa. Perché proprio un minuto è rimasto, dimmi. Vedo se ci riesco, va bene. Dico, perché ci fossero tanti argomenti, anche quello del signore che ha detto, e la Costituzione quello dice, dovrebbe
parlamentare deve avere avviso scoperto, solo che noi questi lacci e lacciole che diceva Berlusconi non li sappiamo spiegare. Siamo in mezza anarchia, perché le leggi che ci sono in Italia ormai ci hanno intrappolato su delle reti, una rete fitta per pesci piccoli, perché praticamente tant'è vero che nelle leggi alla fine ci è messo salvo recentemente che cosa è che c'è una legge ma usano il Parlamento, va bene? Salvo altri articoli, cioè proprio ogni legge c'è scritto, proprio perché ormai non siamo più in condizione. Io volevo ritornare invece sul discorso di questi di Verdi, questi melone rosso, questi Verdi che sono il 3%, hanno due segretari, uno Bonello, uno Franceschello, va bene, per mantenere ognuno il suo ruolo e l'uno la poltrona. Dico, se in Italia si riuscisse a togliere questi mantenimenti, ognuno si può fare tutte le associazioni che vuole, con l'iscrizione, certo, Radio Padana si mantiene con i nostri contributi, va bene? Dico, perché le associazioni o l'ONU su tutte queste cose che sono fintizi e fanno progetti e poi un parlamentare per darci un voto li va a approvare e l'Italia paga, se noi risparmieremo su tutti queste associazioni che nascono come i funghi di tutte cose, ovviamente nascono qualsiasi tipo, un'associazione, fai un progetto che tu fai, poi salvo e te lo faccio approvare, giusto? Cominciando nei Verdi, i Verdi come si mantengono? Col 3%, 3, perché ci lavorano i WWF, i navetti, quindi abbandonano l'ambiente, abbandonano gli animalisti, abbandonano questo e poi fanno politica. Giustamente chi lavora là dentro nell'associazione praticamente c'ha i parenti e i parenti ci portano sul 3% e loro fanno, per fare spazio, fanno tutto quello che abbandonano la cosa. Io volevo invece dirti, ecco, se ci riesco un altro secondo, io volevo che tu chiarissi che quando il signore, quello della Libia, che comanda là dentro, si sguazzava o girava l'Europa, nessuno si è permesso, ne faccio subito un mandato. Appena arrivò in Italia hanno fatto il decreto famoso europeo, il Tribunale europeo mandò con i dati sbagliati. Ricordate l'ammazza sentenza di Carnevale. Sì. Quando in Italia c'è un vizio si annulla. Quindi hanno fatto benissimo a pigliare la patata bollente, visto che era in Italia, e mandarla subito in Libia. Altrimenti oggi ha visto i Pescarecci, Mazzara, la rivoluzione. Ma siccome alla sinistra non interessa governare e purtroppo c'è una crocetta e purtroppo sono là dentro e si guardano tutto questo. Dico, questo aspettare una caravana in Italia e far scoppiare la bomba, va bene? E ricordiamoci che l'Italia non ha nessuna responsabilità a tempo di Berlusconi. Noi con la Libia avevamo sì, io però devo chiudere che sono le 10:32. Io ti ringrazio del tuo sfogo, ci salutiamo con Sune Rocha, Primera Solidad del 2011, a più tardi alle 12 con Capitaneria di Porto. Un saluto a tutti.